Si chiama Un mare di latte e formaggi ed è una delle tante iniziative promosse dall'Aprolav, dall'Associazione dei produttori di latte del Veneto, per promuovere i nostri prodotti lattiero-casearei. Siamo in centro a Caorle, siamo sul litorale veneto, siamo in compagnia di Terenzio Borga, che è presidente dell'Aprolav. Allora Presidente, un'occasione in più per far conoscere agli italiani e a non solo, ai tanti turisti che affollano le nostre spiagge, i nostri prodotti. Ma io credo che il comparto lattiero-caseario con Aprolav, con chi mi ha preceduto, con Bruno Bernari, i nostri collaboratori di Aprolav, abbia veramente trovato qualcosa di importante. A un certo punto qualcuno si è chiesto, ma alla fine del regime delle quote latte, cosa c'è da fare? I nostri formaggi non erano conosciuti. 18 anni fa è partito Bruno e ha cominciato su una giornata piovosa, come purtroppo stasera, una giornata piovosa, ma lui non ha perso il coraggio, l'anno dopo l'ha ripetuta e siamo arrivati alla 18ª edizione. 10 anni che facciamo il Casius, 7 anni che veniamo nelle spiagge. Credo che le idee sono quelle che hanno dato un valore incredibile alle nostre produzioni sul lattiero caseario e credo che bisogna ringraziare le persone che queste idee le hanno avute e le hanno portate avanti. Abbiamo visto durante il percorso di tutti questi anni, abbiamo visto quanto sono stati valorizzati e conosciuti i nostri prodotti. Credo che abbiamo colpito nel segno e, come hai detto tu, l'idea nostra è quella di continuare con nuove idee, con nuovi prodotti, perché bisogna dire la verità, ogni anno si inventa qualcosa di nuovo, anche quest'anno abbiamo qualcosa di nuovo che poi magari il direttore vi farà conoscere. Quindi idee e voglia di fare, voglia di andare a dire effettivamente il Veneto quando si trova cerca il confronto. Tutti i nostri trasformatori producono per confrontarsi con gli altri, per dire il mio è migliore del tuo, alla fine abbiamo questi risultati qua. Casius Veneti, un mare di latte e formaggi, i formaggi della montagna veneta e quando andiamo a confrontarci all'estero o nelle manifestazioni nazionali più importanti, anche là i nostri formaggi la fanno sempre da padroni perché effettivamente questa voglia di confronto ha creato una ricerca della qualità che molto probabilmente non c'è in nessun'altra parte del mondo. Ringraziamo Terenzio Borga, presidente di Aprolav, e diamo il benvenuto ad altri due ospiti perché qui oggi i vini dell'Ison Pro Maggiore sposano i formaggi veneti. Christian della Strada del Vino, allora raccontaci che tipo di abbinamento avete proposto qui oggi. Ma con questa proposta inusuale di formaggi e pesce non potevamo esimerci da proporre il nostro cavallo di battaglia che è l'Ison classico di OCG, il figlio l'erede del caro vecchio Tokai indimenticato per noi veneti e non solo, proposto appunto dalla cantina Sant'Anna di Annone Veneto, che è una delle aziende storiche associate alla nostra associazione. In alternativa, visto che siamo nel periodo estivo, siamo in una località di mare e siamo tutti con la voglia di spensieratezza, un buon prosecco DOC extra dry va sempre bene. Sta sempre. Allora, spiegaci, il pesce e il formaggio può essere un abbinamento che piace alle persone. Tu sei? Alberto Dorigo, Sì. Dell'Alberghiero di Treviso. Giovanissimo. Sì. E abbiamo pensato di abbinare la casitella DOP trevigiana appunto con le alici che si sposano molto bene con questo formaggio fresco dalla nota acidula e appunto le alici hanno questo gusto forte che esalta ancora di più la casatella. Poi abbiamo pensato anche di abbinare il piave, un formaggio del latte busche, al miele che si abbina benissimo con dolce e salato, che è un abbinamento perfetto. Posso chiederti quanti anni hai? 16. 16. Giovane ma molto preparato. Grazie anche a Christian. Grazie. Abbiamo ora ai nostri microfoni il presidente della Proloco di Caorle e diamo il benvenuto a Fabrizio Tonon. Uno dei motivi per cui i turisti, le persone vengono a Caorle, oltre al fatto che ci sono delle spiagge meravigliose, c'è anche l'enogastronomia, perché qui a Caorle si mangia bene e qui oggi all'interno dello spazio espositivo dell'Aprolav sono in vetrina alcuni dei prodotti che fanno insomma grande l'enogastronomia veneta. Certamente sì, l'appuntamento con l'Aprolav è uno degli appuntamenti che ormai noi perpetuiamo già da qualche anno. Caorle è proiettata e anche la Proloco, ma credo moltissime delle associazioni territoriali ma anche venete sono proiettate verso Expo 2015 e la battaglia forte
la nostra è quella di riaffermare quelli che sono i prodotti tipici. Prodotti tipici che partono appunto in questa occasione dai formaggi, ma anche il nostro pesce, i nostri vini, che sono graditi e non è assolutamente difficile proporli e quindi aver successo di fronte a una proposta di questo genere. Quindi noi della Proloco con tutti i nostri volontari siamo sempre quotidianamente in prima linea per riaffermare e rafforzare questo concetto di enogastronomia ambientata a una cittadina turistica straordinaria come quella di Caorle. Chiudiamo qui da Caorle, dalla manifestazione, dall'iniziativa dell'Aprolav Un mare di formaggi, insieme a Bruno Bernardi, che di Aprolav è il direttore. Allora, qui vediamo davvero il meglio della produzione lattiero-casearia veneta, direttore, e ho visto che ci sono anche delle medaglie attaccate ad alcune sì. forme. Noi stiamo portando nelle varie manifestazioni importanti che realizziamo nel territorio le medaglie d'oro del Casius Veneti 2013 per dar modo ai visitatori, ai consumatori, alla stampa di vedere quali sono stati i vincitori di questo importante concorso che ogni anno viene realizzato in una villa del Veneto. Possiamo dire che anche in questa occasione hanno riscontrato un notevole successo e c'è stato molto interesse e molta attenzione da parte dei visitatori per individuare il nome, per vedere il tipo di formaggio eccetera, e questo ci fa piacere perché il Casius Veneti non è solo un evento localizzato, ma cerchiamo di portarlo in giro sempre. Allora, direttore, qui questa sera ci sono persone che entrano incuriosite dai nostri prodotti, persone non solo italiane. Sì, qua ci sono moltissimi turisti, molti sono tedeschi e austriaci e hanno apprezzato molto questi prodotti, e poi abbiamo visitatori turisti dei paesi dell'est, pochi italiani rispetto agli anni precedenti, forse sarà la crisi, però possiamo dire che i formaggi che abbiamo in esposizione, che abbiamo le 7 DOP del Veneto, più il Morlacco, il Bastardo e l'Embriago, che sono prodotti tipici della nostra pedemontana, hanno riscosso un notevole successo e rispetto all'anno scorso possiamo dire di aver avuto un incremento del 50% sia di visitatori sia di vendita. A proposito di Morlacco e Bastardo del Grappa, ricordiamo, l'ha ricordato anche il presidente Terenzio Borga, che la prima domenica di agosto tutti insieme a Cima Grappa per la rassegna dei formaggi. Per i 18 anni, quest'anno diventa maggiorenne, sì, è una mostra importante, anche perché quest'anno, con questa occasione, abbiamo coinvolto il Bito Storico, che è un prodotto delle Valli Lombarde, e facciamo un gemellaggio di questi due importanti presidi slow food. E c'è un progetto importante che riguarda la vacca burlina. Sì, è un progetto che stiamo realizzando assieme alla Regione Veneto, all'APA, all'Università di Padova, al Centro Veneto Formaggi, per valorizzare queste produzioni del formaggio di vacca burlina, che è una razza autoctona della pedemontana del Grappa. È un progetto che sta andando molto bene, il formaggio è molto apprezzato dai consumatori e in questa occasione l'abbiamo proposto assieme alla Casatella Trevigiana, che è un prodotto tipico della provincia di Treviso, l'abbiamo proposto a una serie di ristoranti e di hotel della zona che al sabato sera presenteranno ai loro ospiti il bastardo di vacca burlina e la Casatella Trevigiana elaborati dai loro chef, e quindi non è solo un'occasione per presentare i prodotti, ma è anche per trasformarli in cucina e vedere quali sono i risultati. Io ringrazio Bruno Bernardi, direttore di Aprolav, e qui da Caorle, da Un mare di formaggi è tutto, ridiamo la linea allo studio.